ritrovati qui a Cianciana per la quinta edizione della Sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi. Una sagra che è molto articolata. Partiamo questa sera con la mangiata delle cicere e delle fave, che per noi ciancianesi è una tradizione, allietata dal gruppo folcloristico della città dei Raffarali. Domani sera avremo un convegno, poi avremo uno shopping e poi si concluderà la serata con un concerto dell'Elba Naffino e Tintoria. Sabato un altro convegno, un altro show cooking dove si parlerà di couscous e poi si concluderà la serata con un concerto di Enrico Di Giorgio. E domenica invece si chiuderà la quinta sagra per quanto riguarda i grani antichi con un altro convegno sulla dieta mediterranea, una degustazione di tagliatelle con il tartufo, sempre con lo show cooking e un dolce, e poi si concluderà la serata con il sasà selvaggio. Oggi qua andiamo a festeggiare una festa che si protrae da tantissimi anni, la festa del raccolto. I ciancianesi, tutti, a fine dell'annata agraria, tutto quello che raccoglievano lo dovevano alla natura e onoravano la dea Demetra, dea della bontà e dell'abbondanza. Infatti nei quartieri ciancianesi, a cavallo della notte fra il 31 di luglio e il 1 d'agosto, erano tutti illuminati da dei fuochi dove sopra c'erano le grosse pentole dove si cuocevano i cereali e i legumi. Per i cereali mettevano il frumento e per i legumi ceci e fave. Questo stava a significare che finiva l'annata agraria e i contadini festeggiavano la natura. Durante questo periodo, attorno ai fuochi, tutti i ciancianesi festeggiavano e ballavano delle danze folcloristiche. Questa è intanto la quinta edizione della Sagra del Raccolto, dove tutti questi quartieri vengono riuniti in un solo punto, che sarebbe la matrice, questa la piazza Matrice, dove la Proloco, con il patrocinio del comune di Cianciana, ripromuove quello che si faceva tanto tempo fa. Cuociono le fave, i ceci e il grano e li danno ad uso gratuito a tutti quelli che hanno voglia di assaggiare. Il pacco di fave è un piatto povero, siciliano, tradizionale, che si fa con le fave secche, sbucciate, senza la buccia. Si prepara mettendole prima, almeno 12 ore prima in acqua, l'indomani si fa cuocere, ribollendo sempre, cuocendolo sempre almeno 2-3 orette, e poi si conza con un po' di pepe, un po' di sale e alla fine anche un po' di ricotta salata e dell'olio sopra. Si ci può mettere la patata, si ci può mettere il finocchietto selvatico oppure anche l'invidia, ed è un piatto poverissimo, proprio siciliano, semplice, fatto dagli antichi. Questo è il manco.